Pasquale Mereu, nuovo responsabile del settore giovanile della Nuorese, un ruolo importante. Quali sono i punti cardine del progetto che intendete implementare? Allora, in primo luogo ci tengo a sottolineare che ringrazio chi mi ha investito di questo ruolo perché è un grosso onere, responsabilità, ma allo stesso tempo penso che sia assolutamente gratificante, soprattutto se impostato in termini positivi a medio-lungo termine, come stiamo tentando di fare. Il progetto diciamo, pone le sue basi dall'esperienza che ho avuto l'anno scorso lavorando a stretto contatto con la squadra juniores, quindi vedendo sul campo insieme al mister che ha seguito la squadra, che è Graziano Rottelli, che ringrazio tanto perché mi ha dato tanti consigli in questo senso, cercando di capire quali fossero i punti sensibili per poter ricreare un serbatoio, quella che comunemente adesso viene chiamata cantera, che potesse servire da continua fucina per la prima squadra, perché la Nuorese Calcio passa ormai per essere esclusivamente un punto di riferimento regionale per quanto attiene alla prima squadra, ma in realtà questo deve essere un punto di vista che deve essere completamente diciamo così, capovolto, nel senso che la prima squadra nuorese dovrà continuare ad essere un punto di riferimento per tutta la Sardegna, per il calcio isolano, ma dovrà essere soprattutto il risultato di un lavoro che viene impostato dalla base. Perciò quest'anno il progetto, diciamo in maniera molto umile, pone le basi su una squadra di ragazzini che sono le leve del 2001, 2002, 2003, che faranno parte della categoria esordienti, e ovviamente la categoria dei più grandetti, che sono la categoria juniores, che è strettamente connessa al lavoro della prima squadra. Vogliamo quindi creare un gruppo solido sul quale poter lavorare per 4-5 anni continuativamente, un organico che dovrà, diciamo così, con l'aiuto dei tecnici che sono stati scelti attualmente e che via via verranno ad aiutarci, e dei professionisti, dovrà diciamo così, creare quelle basi solide sia dal punto di vista tecnico, ovviamente fondamentale, ma dal punto di vista psicologico dovrà essere un gruppo unitissimo che, crescendo e con vari innesti nel tempo, possa avere sia una evoluzione qualitativa che quantitativa. A chi verranno affidate queste due squadre? A due ex giocatori e grandi bandiere della Nuorese Calcio, che sono Gianni Bandinu per la squadra juniores, per i più grandetti, e Antonello Perra, il bomber diciamo degli ultimi 20 anni della Nuorese Calcio,